Chiara nacque in una famiglia nobile e ricca ad Assisi. Fin da piccola mostrò una grande pietà e devozione. In quegli anni la fama di Francesco, un suo concittadino, si diffondeva sempre più. Chiara, desiderosa di consacrarsi al Signore, si recò da lui per comunicargli il suo ardente desiderio di ritirarsi dal mondo. Francesco, riconoscendo in lei una chiamata divina, la incoraggiò nel suo proposito di consacrare a Gesù Cristo la sua verginità. Un giorno, Chiara fuggì dalla casa paterna e si recò alla chiesa di San Damiano. Qui Francesco, assistito dai suoi monaci, le tagliò i capelli e la rivestì del ruvido saio di penitenza, lo stesso che indossava lui. I suoi parenti, molto arrabbiati per questa decisione, tentarono in vari modi, anche con la violenza, di riportarla a casa. Ma Chiara, con la grazia del Signore, superò ogni ostacolo. Presto numerose giovani si unirono a lei, tra cui sua sorella Agnese. Tutte insieme si dedicavano alla preghiera e alle mortificazioni quotidiane, seguendo l'esempio di Chiara. Dormiva sulla nuda terra, spesso utilizzando rami o un pezzo di legno duro come guanciale. Portava sempre ai fianchi un cilicio aspro e digiunava 3 volte alla settimana, mangiando solo pane e bevendo acqua. Devotissima al Santissimo Sacramento, passava lunghe ore in adorazione davanti all'altare, immersa in profonda meditazione. E Gesù ricompensò il suo amore con il dono dei miracoli. Un giorno, dei saraceni tentarono di invadere il suo monastero. Chiara, pur essendo malata, prese tra le mani lo stensorio e, facendosi portare alla finestra minacciata, tracciò un grande segno di croce sugli assalitori e pregò: «Signore, vuoi forse consegnare nelle mani dei pagani le tue serve che ho allevato per il tuo amore? Proteggile, ti prego». Subito una voce, come di bambino, risuonò dal tabernacolo: «Io vi custodirò sempre». Chiara, con il volto bagnato di lacrime, rassicurò le sue sorelle: «Non abbiate paura, nulla di male vi accadrà, abbiate fede in Cristo». Una luce brillante avvolse gli assalitori, accecandoli, e una forza misteriosa fece cadere le scale su cui si arrampicavano, facendoli precipitare. Chiara era anche devota alla passione di Gesù Cristo, che meditava con lacrime copiose. Da questa devozione trasse un grande amore per la santa povertà, rifiutando persino le proposte del Papa di una povertà più mitigata. Ottenne per sé e per le sue suore quello che chiamò il privilegio della povertà. Negli ultimi anni della sua vita, Chiara fu afflitta da continue malattie e sofferenze corporee, ma con la sua preghiera fervente ottenne dal celeste sposo una pazienza invincibile e tra i dolori si mostrò sempre contenta e serena. Prima di morire fece testamento, non per lasciare beni materiali, ma per lasciare alle figlie del suo cuore la santa povertà come loro guida, difesa e gloria. All'età di 60 anni, con il cuore pieno di meriti, Chiara rese la sua anima a Dio. La vita di Chiara, esempio di fede e devozione, rimane un faro di luce e speranza per chiunque desideri seguire il cammino dell'amore divino. Con il suo esempio ci insegna che l'amore e la fede
possono superare ogni ostacolo, portando pace e gioia nei cuori di chi crede. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.